presente video ha lo scopo di indicare le varie fasi necessarie alla costruzione su un globo di un quadrante solare a spina di pesce, simile a quello del globo di Prosimna, città archeologica della Grecia. Il quadrante viene tracciato sul globo con il solo uso di un compasso ed un metro da sartoria, come probabilmente veniva fatto più di 2000 anni fa. Per costruire su un globo il quadrante solare a spina di pesce si devono rispettare i seguenti passaggi. Si punta il compasso sull'alto della sfera e con arco d'apertura pari ad un quarto della circonferenza si traccia sul globo il cerchio che rappresenta sulla meridiana la linea d'arco dell'orizzonte. In questo caso il compasso ha un angolo di 90 gradi. Il punto d'origine del compasso è lo zenit della meridiana. Puntando il compasso con la stessa apertura di 90 gradi in un punto lungo la linea dell'orizzonte, si va a tracciare un semiarco che unisce due punti dell'orizzonte. Questo tratto rappresenta sul globo la linea meridiana del quadrante. Si predispone una sagoma di cartone con la forma del semicerchio del globo, con indicati sul semiarco i seguenti punti. Il polo, determinato dall'angolo della latitudine a partire dall'orizzonte, che nel nostro esempio è pari a 24 gradi. Poi lo zenit, il punto dell'equinoziale a 90 gradi dal polo, la posizione dei solstizi di calendario determinati dall'angolatura dell'equinoziale di più 23,5 gradi verso l'alto e di meno 23,5 gradi verso il basso. E per finire anche l'apertura angolare dei solstizi dell'orologio solare che nel nostro caso, per praticità, consideriamo pari a 18 gradi. Si posa la sagoma di cartone lungo l'arco meridiano, avendo cura di far rispettare i riferimenti sullo zenit e sull'orizzonte del globo precedentemente tracciati, e si andranno a riportare sul globo i punti di riferimento del polo, dei solstizi di calendario, dell'equinoziale e dei solstizi del quadrante solare a spina di pesce. Si punta il compasso sul polo e con apertura sempre a 90 gradi si traccia il semiarco dell'equinoziale. Per tracciare i semiarchi dei solstizi calendariali si mantiene il compasso puntato sempre sul polo. Si riduce la sua angolatura fino al punto precedentemente individuato e si traccia l'arco del solstizio calendario estivo più 23,5 gradi. A seguire si amplia l'angolo del compasso oltre i 90 gradi e si traccia l'arco del solstizio calendario invernale meno 23,5 gradi. Si procede al tracciamento dei solstizi del quadrante effettuando un doppio puntamento con il compasso sempre con apertura a 90 gradi, partendo dai punti dei 18 gradi precedentemente segnati, riportandoli sempre sull'arco meridiano verso l'alto e verso il basso. Da quei punti, invertendo il compasso, si tracciano gli archi del solstizio estivo ed invernale del quadrante solare a spina di pesce. Si divide l'arco dell'equinoziale con l'aiuto di un metro da sartoria in 12 parti uguali, 6 a destra dell'arco meridiano e 6 a sinistra. Ogni punto segnato andrà ad indicare le 12 ore antiche. Con la stessa procedura si suddividono in 12 parti uguali i due archi calendariali dei solstizi. Puntando il compasso, sempre con apertura a 90 gradi, su ognuno dei 12 punti individuati sugli archi calendariali dei solstizi, si andrà a segnare i punti delle ore sugli archi dei solstizi del quadrante. Le prime 6 ore antiche da un lato del meridiano e a seguire la stessa procedura sull'altro lato. A questo punto non rimane che collegare i 3 punti individuati di ogni ora con 2 linee,
che indicheranno nell'insieme le 12 ore antiche dell'orologio solare. I lati che formano la figura di due triangoli nel centro del quadrante rappresentano l'istante dell'alba e del tramonto. Il globo meridiana a spina di pesce è completato e funziona se orientato a sud. I due archi calendariali che sono serviti alla costruzione della meridiana vanno cancellati per lasciare sul globo solo la figura del quadrante solare a spina di pesce. La lettura dell'ora è possibile quando il globo è illuminato dal sole e il terminatore interseca il quadrante. Il terminatore è l'arco di cerchio massimo tra la parte illuminata e quella in ombra visibile sul globo. Per leggere correttamente l'ora è importante consultare sul quadrante il terminatore nel periodo dell'anno di riferimento. Si consulta la parte sotto l'equinoziale quando la lettura viene fatta in un periodo dell'anno che va dall'equinozio d'autunno a quello di primavera. Quella superiore se la lettura dell'ora viene fatta dall'equinozio di primavera a quello d'autunno. Rianimazione ad aiello del globo di Prosimna e Matelica ad ore antiche. Le ore antiche sono ore ineguali, lunghe d'estate e corte d'inverno. Segnano la 12ª parte della giornata diurna dal sorgere al tramonto del sole. Il terminatore segna le ore 2:30 in un periodo prossimo al solstizio d'inverno. Il terminatore segna le ore 10 in un periodo prossimo al solstizio d'inverno. Mancano quindi 2 ore al tramonto.